Parliamo di Lucrezio. Tito Lucrezio Caro. Sappiamo davvero molto poco di lui, se non che sarebbe nato forse a Napoli attorno al 98 e sarebbe morto nel 55 a.C. La fama di Lucrezio è legata all'opera De Rerum Natura, un'opera in 6 libri, incompiuta, scritta in esametri. È un'opera assolutamente significativa per la storia della letteratura latina ed oserei dire che Lucrezio si ritrova in qualche modo ad essere poeta per caso. Che cosa vuol dire questo? Ritorniamo a Napoli, la città in cui Lucrezio sarebbe probabilmente nato. Napoli doveva essere sede di una importantissima scuola epicurea. Sembra infatti che la filosofia di Epicuro, uno dei maggiori esponenti della filosofia ellenistica, avesse particolarmente preso piede nella città partenopea. Ebbene, Lucrezio è un fervente assertore delle teorie di Epicuro e scrive quest'opera, De Rerum Natura, proprio per veicolare nel modo più fruibile, nel modo più appetibile, la filosofia epicurea in un contesto piuttosto ostile, come quello di Roma. Perché a Roma la filosofia epicurea non è vista di buon occhio? E lo troviamo in un passo di Cicerone. La sua posizione nei confronti dell'epicureismo risulta illuminante per noi. Perché? Perché Cicerone, così come la maggior parte degli uomini della Roma antica, considerava l'epicureismo come un sovvertitore dell'ordine costituito, al punto che un decreto del Senato avrebbe dovuto bandire la filosofia epicurea. Sovvertitore dell'ordine costituito perché Epicuro raccomandava, con un motto greco, la te biosas, vivi nascosto, ai suoi seguaci appunto di tenersi lontani dalle passioni, tenersi lontani dalla vita politica, tenersi lontani da ogni forma di impegno pubblico. Naturalmente queste dottrine andavano in qualche modo a cozzare con quello che era l'ideale di vita dei romani. Bene, perché la scelta della poesia? Ebbene, considerando appunto questo carattere resistente dei romani nei confronti della filosofia epicurea, Lucrezio si industria di escogitare una strategia più funzionale possibile per permettere al messaggio di Epicuro di permeare all'interno della società romana. Lo fa attraverso la poesia in esametri, il metro caratteristico del poema. Egli effettua un esempio particolarmente illuminante per noi. Fa l'esempio della medicina amara, il cui boccale viene cosparso di miele da parte del medico, in modo tale da rendere più semplice l'assunzione della medicina stessa al paziente. Il paziente così, inebriato dalla dolcezza del miele, può assumere la medicina amara con minore difficoltà. Risulta semplice per noi calare questo esempio nella realtà poetica di cui stiamo discorrendo. La medicina amara non è altro che la dottrina epicurea, il miele non è altro che la poesia. Bene,
Perché Lucrezio si preoccupa tanto di diffondere la dottrina epicurea nella Roma antica? Per due motivi essenziali: per liberare l'uomo dal timore della morte e dal timore degli dei. Difatti, soltanto accettando la propria natura mortale, l'uomo potrà superare le sue paure ataviche. In questo c'è un riferimento ad un altro grande filosofo, non dell'età ellenistica, ma della Grecia arcaica, che è Democrito, l'ideatore del cosiddetto atomismo, una teoria materialistica secondo la quale i corpi sono in quanto c'è un aggregato di atomi, un aggregato del tutto casuale, che avviene in virtù di un movimento che Lucrezio chiama clinamen, e in virtù del clinamen vengono a formarsi appunto i corpi. Alla morte si ha la dissoluzione di questi atomi, che vanno poi ad aggregarsi ad altri atomi ancora per formare nuovi corpi. Oggi esamineremo l'incipit del De Rerum Natura e la cosiddetta invocazione a Venere, dea dell'amore. E come dicevamo, l'opera è in esametri ed io, come sempre, mi avvarrò della pronuncia restituta per darne lettura, poi commenteremo il passo. Aeneadum genetrix hominum divumque voluptas, alma venus caeli sub terra labentia signa, quae renavgerium, quae terras frugiferentis, con celebras per te quoniam genus omne animantum, concipitur visitique, exortum lumina solis, te dea te fugiunt, ventite nubila caeli, ad ventunque tuum divisuavis de delatellus, summittit flores tibirident aequora ponti, placatunque nitet diffuso lumine caelum, naim simulax species patefactas verna diei, ettere serata viget genitabilis aura favoni, aerea primum volocreste diguatuunque significanti nitum, per cula sae corda tuavi. Inde feras pecudes per sultan pavula laeta, et rapidos tranant amnissita capta lepore. Fermiamoci qui. Aeneadum genetrix, genitrice della stirpe di Enea. Qui troviamo appunto un riferimento a Enea, che viene già considerato il progenitore dei Romani. Hominum divunque voluptas, voluptas era appunto un attributo di Venere, era un qualcosa che veniva attribuito a Venere, attributo non nel senso di aggettivo. Bene. Genitrice della stirpe di Enea, desiderio hominum divunque, di uomini e dei, alma venus, Venere che dai la vita, caeli sub terra labentia signa, e che sotto gli astri che scorrono, quae mere navigerium, quae terras frugiferentis, dal cielo rendi il mare popoloso, colmo di navi, navigheru, e la terra frugiferentis, ricca di frutti. Per te quoniam genus omne animantum, poiché ogni genere di viventi da te nasce e una volta nata contempla lumina solis, contempla la luce del sole. Te dea te fugiunt, ventite nubila caeli. Te dea fuggono i venti,
e la tua avanzata, nubila caeli, il cielo nuvoloso. Per te, tibi, suavis deda latellus summittit flores. Per te la terra industriosa fa sorgere i fiori. Per te rident equora ponti, placatunque nitet. Per te sorridono le vasti superfici del mare. Equor è un sostantivo particolarmente interessante, da cui deriva il nostro aggettivo equo. Equor significa appunto mare, e c'è un rimando al concetto di equità perché il mare è piatto. Le vaste superfici del mare, placatunque nitet, è placato, diffuso limine caelum, il cielo splende di una luce diffusa. Nam simulax species patefactas verna diei, non appena si è placato lo splendore primaverile, et serata viget genitabilis aura favoni, e libero prende forza il favonio genitabilis fecondo. Favonio è un vento che ha particolare successo nella storia della letteratura latina, ritorna anche in Orazio, solvitur acris ems gratavi che veris et favoni, traunque siccas machinae carinas. Ecco, lo troviamo anche nell'inno a Venere del Rerum Natura. Aeriae primum volucreste divuatunque. Come prima gli uccelli preannunciano te, o dea, significant inizium percussa e corda tua ui. E il tuo arrivo, i cuori, toccati dalla tua forza. Inde feras pecudes per sultan pabula laeta et rapidos strananta amnissita capta lepore. Quindi le bestie efferate, feroci, e le greggi corrono liete per i pascoli, et tranant amnis rapidos, guardano rapidi torrenti, ita capta labore, così preso dalla capta lepore, preso dalla magia, chiunque te sequitur cupide, quo quacunque indugere pergis. Chiunque ti segue con desiderio, con brama, ovunque tu lo porti. Denique per Mariac montis fluiosque pacis. Infine per mari e monti e fiumi impetuosi, e per frondiferasque domos e per le abitazioni frondose degli uccelli. Gli uccelli fanno i loro nidi tra i rami degli alberi. Camposque virentis, e per i campi verdeggianti, blandum per pector amore, efficis ut cupide generati in secla propagent, e infondendo a tutti per pectora, per i petti, un dolce amore, fa che con passione le stirpi propaghino secondo il genere. Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, poiché tu sola reggi la natura delle cose, nec sine te nequi quam dias in luminis horas, e nulla sorge senza te nei divini mondi. Ex solitur neque fit, letum nequam abile quiquam. Nulla sorge senza te nei divini mondi della luce, né accade nulla di lieto o piacevole
teso chiam studeo, scribendis versibus esse, quosse godere rum natura pangere conor. Te voglio come compagna, scribendis versibus esse, per scrivere i versi. Quosse godere rum natura pangere conor, che provo a scrivere sulla natura delle cose. Ecco, da questo verso, ecco, il titolo dell'opera stessa. Memmia dae nostro quentu dea tempori nomni. Qui c'è la dedica a Memmio, da identificare molto probabilmente come Caio Memmio, pretore nel 58, al cui seguito, ricordiamo, Catullo si recò in Bitinia tra il 57 e il 56. Continuiamo nella nostra lettura. Per i discendenti di Memmio, che tu, Dea, hai voluto si distinguessero ornati d'ogni dote. Quo magis eternum da dictis divole porem, efficut intere a feramonera militiae, per Maria terras omnisso vita quiescant. Intanto fa che le selvagge azioni di guerra riposino tutte in pace, per mari e per terre. Infatti tu sola, nam tu sola potes tranquilla pace iuare. Tu sola puoi giovare, puoi aiutare gli uomini con una serena pace, con una dolce pace. Morta lis quoniambelli fera moenera mauors. Poiché gli onori cruenti della guerra li governa Marte, fera moenera, potente in armi, armi potens regit in gremium qui sepetumse, che spesso in gremium tum, nel tuo grembo poggia il capo, vinto da eterna ferita d'amore. De victus vulnera moris. Alquita suspiciens tereti vicere posta, col collo armonioso reclino, ammirando te, Odea. Paschi tamora vidos, inianzi in te dea visus, eque tuo pendet resupini spiritus ore. Untu di tuo recubantem corpore sancto, circumfusa super suavis exore loquellas, funde potens placidam, romanes incuta pacem. Nam neque nossa geroc patriae tempori iniquo, possum sequa animo, nec memmi clara propago, talibus in rebus, comuni desse saluti. Pascit amore avidos, nutre gli occhi avidi d'amore, e dea dal tuo viso pende il respiro di colui che è riverso. Quindi tu, o dea, quando lui recubante e mesdraiato sul tuo corpo santo, corpore sancto, proferisci dalle labbra dolci parole, chiedendo per i romani, o Dea, o gloriosa, una pace. Infatti, né io posso accingermi con spirito tranquillo in un tempo infelice, né la stirpe, la clara propago, la illustre stirpe di Memmio può mancare, ecco, in tale situazione al bene comune. Questo è appunto l'incipit del De Rerum Natura di Tito Lucrezio Caro.
Grazie per l'attenzione, alla prossima puntata.